Il coronavirus è ancora presente, c'è anche nella nostra regione. È indispensabile basilare non abbassare la guardia, come continua a ripetere il governatore del Veneto Luca Zaia, pronto a inasprire le misure nei confronti di chi non rispetta le regole, a cominciare dalla quarantena. Oggi diciamo che la presenza del virus ci inquieta, ci preoccupa e direi che gli indicatori non sono assolutamente positivi. Noi passiamo la responsabilità dal mondo sanitario, dall'istituzione sanitaria al singolo cittadino. Io e lei, ognuno di noi è responsabile della propria salute, e quindi della nostra salute, ma anche di quella degli altri, e questo dipende dai nostri comportamenti. Per questo motivo è fondamentale che i comportamenti siano rispettosi di quello che sono le regole minimali. Non c'è più da stare seduti e chiusi in casa, si può uscire, si può andare in qualsiasi posto, ristorante, pizzeria, bar, dall'estetista al lavoro, a giocare a calcio, ma le regole minimali. Zaia punta sull'informazione costante, corretta, precisa, a volte fastidiosa, dice, ma sempre puntuale, come quella che ha fornito quotidianamente in questi mesi di emergenza. E sono preoccupato e noi abbiamo dovuto proprio fare qui il punto stampa, da un lato per informare, come le dicevo, e dall'altro anche per evitare che le fake news prendessero piede. Sai, è più facile, le faccio un esempio: se tu vai ai due medici, vai da un medico che dice ma sì, sta tranquillo, non è niente, una pacca sulla spalla, e dall'altro dice vediamoci chiaro, magari proviamo a fare un'ecografia, un TAC, magari non è nulla. Le posso garantire che il medico che viene più gradito è il primo, che dice sì, tranquillo, dai, bevi un po' di meno, magari fai meno festa, però la verità è che le cose vanno guardate direttamente negli occhi e con realtà.